Il sindaco Brugnaro si è detto basito dopo essere venuto a conoscenza dell'operazione dei Carabinieri di Venezia che hanno arrestato tra gli altri l'ex sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni, coordinatore provinciale ora sospeso di Coraggio Italia, il partito fondato proprio dal primo cittadino veneziano, suscitando anche la reazione delle opposizioni. Coraggio Italia si è affidata come coordinatore provinciale a una figura sicuramente controversa, perché quanto emerge dalle intercettazioni è un quadro sistematico in cui c'era proprio un tariffario per i cambi di destinazione d'uso. E per carità, se gli avvocati della difesa saranno in grado di dimostrare che non è vero, ne sarò felice, però quello che emerge è un quadro probatorio piuttosto consistente. Noi a livello locale a Venezia abbiamo il diritto di interrogarci e chiederci se quel tariffario sui cambi di estensione d'uso sia un caso isolato, la classica mela marcia come si diceva una volta, oppure se anche a Venezia alcune operazioni immobiliari su cui avevamo espresso dubbi in passato possano essere state in qualche modo condizionate, mi auguro sinceramente di no, da meccanismi simili. Un sistema che è stato scoperchiato anche grazie alle intercettazioni ambientali. Le microspie erano posizionate ovunque in paese. Oltre che nelle auto di Zamengo, Paiaro, Fragomeni e Carraro, erano negli uffici comunali, i cellulari e anche in 3 bar e ristoranti. Proprio in alcune di queste sono uscite le intercettazioni che inchiodano i responsabili. Le intercettazioni si sono dimostrate come l'unico modo per gettare un po' di luce sui coni d'ombra, dimostrando a seconda dei casi o l'infondatezza dei sospetti o in altri casi la fondatezza di alcuni dubbi che possono emergere quando c'è una grandissima plusvalenza conseguente a un cambio di destinazione d'uso e i beneficiari dell'operazione non hanno il coraggio di parlare. Nel caso di Santa Maria di Sala c'è un imprenditore che ha avuto il coraggio di farlo, in altri casi magari no. Le intercettazioni sono uno strumento importante.